Benvenuti anche oggi a questo appuntamento con Cronache Venete. Apriamo il nostro giornale con un convegno della Confartigianato tenutosi a Torre di Mosto, dove si sono confrontati in una tavola rotonda i rappresentanti di banche e imprese. Vediamo. A Torre di Mosto, presso il centro civico Alvise da Mosto, si è tenuto un importante convegno dal titolo Di credito si muore. Ha visto quali autorevoli relatori il tenente colonnello Stefano Izzo, comandante del gruppo Portogruaro Guardia di Finanza, Mauro Anese, vice direttore generale COFI di Veneziano e alcuni funzionari di istituti bancari del territorio. È stato trattato il delicato tema del credito, con tutte le conseguenze e difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare in questa difficile fase di crisi economica. Ci sono moltissime aziende che chiudono tutti i giorni. Qual è il ruolo di Cofidi, un'associazione di categoria? Cos'è e che ruolo ha? Sì, Cofidi Veneziano è una società molto importante che opera per conto della piccola impresa, è una società che dà garanzie alle imprese, che dà consulenza, che accompagna le imprese e quindi attraverso Cofidi Veneziano si facilitano proprio alle imprese l'accesso al credito e oggi è assolutamente importante. Oltre a far accedere più facilmente l'impresa al credito, riusciamo anche a ridurre quelli che sono i costi dell'operazione, per cui abbiamo un duplice obiettivo, quello di permettere all'impresa di ottenere quello che è essenziale per andare avanti come impresa. Come si sente l'imprenditore? Come la vive questa crisi? Ovviamente non la vive bene, l'imprenditore era abituato a tirare cassetto a sera e trovarsi il suo cassetto pieno, quindi era un predatore prima. Oggi come oggi l'imprenditore è diventato una preda, dello Stato che non paga, è diventato quindi dell'ente pubblico, potrei dire delle ASL, ma delle stesse aziende, quindi l'imprenditore oggi è preda di tutto quello che gli gira intorno. Siete stati decretati un po' come i responsabili a volte della chiusura o della continuazione di alcune attività imprenditoriali? È giusto che noi ci prendiamo le nostre responsabilità, sono responsabilità che ci prendiamo ben volentieri anche perché riteniamo assieme a delle responsabilità di avere anche dei meriti. È chiaro che il sistema imprenditoriale si è sviluppato grazie soprattutto a quello che è lo spirito imprenditoriale delle genti di questi luoghi, ma anche grazie a quello che è il supporto che ha trovato nel sistema bancario. È cambiato il modo di fare credito perché è cambiato il modo di stare sul mercato, perché è cambiato il mercato, perché sono cambiate anche le regole del mercato. Quindi era necessario che ci fosse una evoluzione, quindi io parlerei più di evoluzione che di cambiamento. Un'evoluzione dell'impresa, un'evoluzione del mercato, un'evoluzione anche del modo di fare credito. La Guardia di Finanza è presente, a volte la si affianca un po' con un ruolo negativo nei confronti degli imprenditori. Qual è il vostro ruolo oltre a quello di combattere l'evasione fiscale? Noi siamo un corpo di polizia e quindi come tale dobbiamo dare sicurezza al cittadino, questo è il nostro compito primario. Lo facciamo sia tutelando le entrate e le uscite dello Stato, quindi con i controlli di natura fiscale o i controlli sulla spesa pubblica, ma anche con tutta una serie di attività sul territorio che possono essere il contrasto al riciclaggio, la lotta all'usura o comunque a tutti i reati connessi alla sfera economica.